Oggi alla Galleria Sartori abbiamo il piacere di avere un nuovo appuntamento con l'artista Ruggero Marrani. Dopo aver inaugurato questa sua personale la scorsa settimana, oggi con la collaborazione dell'Unione Mantovana Ciechi Ipovedenti ci sarà una nuova attività, una esplorazione culturale al buio, anche le mani sanno vedere. L'Unione Ciechi Ipovedenti di Mantova ha aderito all'invito, alla proposta dello scultore Ruggero Marrani e della curatrice della Galleria Arianna Sartori a questa iniziativa. Siamo stati prima fruitori, siamo collaboratori, patrocinanti, ma soprattutto oggi vogliamo essere anche dei conduttori, dei facilitatori per le persone vedenti affinché possano apprezzare l'arte attraverso il tatto. Un valore aggiunto che sicuramente darà spessore, darà nuovo senso a questa esperienza. Attraverso il tatto noi non vedenti e ipovedenti possiamo cogliere tutte quelle sfumature dei materiali, dei dettagli. Questa è un'opportunità che purtroppo i vedenti spesso non considerano. Spesso i vedenti hanno un approccio rapido, veloce, attraverso uno sguardo pensano di poter cogliere tutto ciò che di importante un'opera può trasmettere. Noi oggi dimostreremo che è attraverso il tatto che si può conoscere davvero un'opera, si può sentire davvero come uno scultore, un artista ha voluto concepire questo pezzo d'arte affinché i vedenti possano capire che il senso del tatto è davvero qualcosa che ci aiuta e ci insegna a vedere. Qui davanti a te hai un'opera in movimento, riesci a sentire che è un'opera che si muove. Sì. Allora io ti invito a toccare dal basso verso l'alto quest'opera, renderti conto prima della sua globalità, della parte della sua complessità e poi dei dettagli. Il bello di poter toccare le opere è che tu puoi sentire tutti i dettagli, senti. È una città gotica con delle guglie e l'artista ha voluto rappresentare anche questa città che crolla. Il toccare è un elemento importante perché dà all'osservatore la possibilità di entrare nell'opera, quindi di approfondirla, non solamente con gli occhi, ma con tutte le attività che l'uomo possiede. Quindi dall'orecchio alle mani, e le mani in questo caso diventano un elemento importantissimo perché possono aiutare a vedere meglio quello che l'occhio da solo non riesce ad approfondire. La mostra di Ruggero Marrani resterà aperta al pubblico fino all'8 di luglio e è la sua prima mostra mantovana. Per questa occasione abbiamo anche edito una bellissima monografia con testo di Sandro Parmigiani.